Ultime notizie, tifosi del Napoli. Sono appena emerse notizie scottanti sul mercato dei trasferimenti, che riguardano un nome importante che era nel mirino del club. Non perdetevi nessun dettaglio. Iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità. Lasciate un like e mostrate il vostro sostegno mentre esploriamo altri movimenti di mercato. Danilo, capitano della Juventus, è uno dei giocatori che Antonio Conte vuole per rinforzare la difesa del Napoli. Non sarà disponibile nella finestra di trasferimento di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport nonostante il suo contratto in scadenza a giugno e la mancata intenzione di rinnovarlo, la Juventus ha preso la decisione di non trattare il giocatore a gennaio, soprattutto con una diretta concorrente come il Napoli. Il brasiliano, che vanta una lunga carriera in grandi club, è molto apprezzato dallo staff tecnico bianconero. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei bianconeri, ha sottolineato durante Gran Gala del calcio che la società intende mantenere Danilo in rosa fino al termine della stagione. Inoltre, il giocatore stesso avrebbe mostrato poca disponibilità a cambiare squadra al momento, il che rende la trattativa ancora più impraticabile. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, pensate che Danilo sarebbe stato un'aggiunta strategica alla squadra? Esclusa questa opzione, chi vorreste vedere come nuovo centrale nella formazione di Antonio Conte? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie sul mercato dei trasferimenti del Napoli.